che abbiamo visto ogni anno, come la sua mamma Emanuele, che non c'è. Il mio porcellino non c'è. La donna di Isabella. Grazie. No, la mamma dice due parole su Emanuele. Dai tutto il balloppo. Si era messo in... Sì, Emanuele è cresciuto tantissimo grazie a questo cammino, al conoscere tutti quanti voi e tutti quelli degli anni scorsi. La foto emblema di questo cammino sono Italo ed Emanuele. Emanuele aveva 4 anni, presi per mano in mezzo a una campagna. E per lui era ogni anno era un obiettivo vedere. Sì, Italo, vero. Italo è Italo. Vicino al mare. No, io devo un attimo consegnare Giovannino. È un attimo importante. Non poteva essere altrimenti. Francesco Urso. Chi è? Che esista sempre nel dire che la nostra esperienza e che non è il mio capito, è la nostra esperienza. E purtroppo coinvolto c'è una poetessa della provincia di Firenze che mi disse: devi conoscere per forza Elisabetta Ventura, e mi consiglia l'amicizia. Io senza conoscerla, la nostra Elisabetta Ventura, la poetessa è Lucia Bonanni. E allora mi dice sta poetessa, conoscila perché ne vale la pena. Elisabetta mi ha contatto, poi chiedo l'amicizia, me la dà e mi dice facciamo un evento a Scicli. Ora io non è che abbia una industria, un eventificio che possa fare, mi piace fare eventi, no? Per me eventi significa tra l'altro senza soldi pubblici e con sacrificio personale. E allora l'ho chiamata e dico a lei: non trovo un filo conduttore di questo possibile evento, vediamo cosa la vita ci segnalerà. E dovete sapere che organizzavamo un evento a Brescia e l'associazione Amici di Santiago di Brescia mi provoca dicendo: com'è che tu organizzi un evento a Brescia senza chiedere l'autorizzazione? Questa è una cosa. E questi erano credenti, no? E mi dice: come fai qui? A un certo punto io dissi: perché devo chiedere l'autorizzazione a voi per discutere di cammini? Sì, qua, là. E allora era l'epoca che si dibatteva sulla problematica di un santo con la spada in mano a Santiago che Compostela si stava decidendo se eliminare, no, si stava decidendo di togliere le immagini di San Giacomo Matamoros con la spada. Questi signori erano due, soprattutto, che deludono con me, tra l'altro due persone che non dovevano essere molto equilibrate, perché una ad esempio era Elena Manzoni, la mamma di quella ragazza che si vestiva da sposa e che cercava passaggi in Turchia e che poi fu trovata uccisa. Quindi questa era Elena Manzoni e poi un altro. E mi dissero a un certo punto ma sapete, facciamo amicizia, porto la bandiera della pace, perché io espongo molto spesso la bandiera della pace, e questi mi risposero che la bandiera della pace era la bandiera dei gay. Anche io dissi: ma no, che tolleranza avete? Anche sulla questione di Santiago Matamoros mi risposero che io avevo in Sicilia una Madonna con la spada in mano. Dici: vattene a Scicli, dove era Elisabetta. Mi dissero: vattene a Scicli e troverai la Madonna con la spada lì esposta. Anche io dissi: mi sta arrivando da loro una provocazione, ma come ho imparato nella vita anche le cose cattive che succedono, io ho riflettuto e ho detto: ma perché mi accade sta roba? E bene a Scicli, eccetera, eccetera, e da lì
sviluppammo attraverso le speciali parole di Don Tonino Bello e Scorno Spetta, sviluppammo tutta una teorizzazione sull'importanza della Madonna, che non è una figura astratta, ma è una figura che si incarna nelle donne qualsiasi che hanno preoccupazioni e occupazioni per i figli, che non sanno parcheggiare, che stanno in silenzio, La Madonna, dice Don Tonino Bello, ci sono dei passi che vi segnalo sulla donna di Don Tonino Bello che sono specialissimi. E partimmo con questa esperienza da una provocazione che doveva essere, che mi doveva escludere, che mi doveva azzerare, che mi doveva togliere proiezioni, che non mi doveva far crescere soprattutto, no? Perché la cosa più bella è che se tu fai tanto oggi, domani puoi fare di più. Questa è la positività di ogni cosa. E se per caso il cammino diventa mio quando io ho voluto fare questo cammino, per dire io sono arrivato alla circa 20 edizioni di cammino, siamo ufficialmente alla sesta, ma noi la settimana fa io dicevo a Salvo, questo primo albero di Nespolo è falso, c'è tutti buoni, no, Salvo, no. Il secondo Salvo è falso pure questo, il terzo Salvo è falso, ma c'è quello vero, e lì dietro non curva, dove ci siamo?